Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spetaciomercato Batman Napoletano. In questo video andiamo a parlare del Fanta Batman e del segna o non segna. E allora io direi di partire subito col segna o non segna. Allora, secondo me i due attaccanti che da Batman ho messo andranno a segnare sono Berardi e Olmo in queste, diciamo, in queste 10 partite di campionato. Gli attaccanti che non andranno a segnare sono Pinamonti e Thuram. Poi i portieri che, che prenderanno gol saranno Sommer e Caprile. Invece quelli là che non subiranno un gol sono Milinkovic Savic del Napoli e Vladimir Falcone del Lecce. Poi andiamo a parlare del Fanta Batman. Budget 90 Fanta milioni. Allora, avete a disposizione ehm, come portieri Sommer, Savic e Magnan. Rispettivamente al costo di 10, 10 e 5. Invece i difensori avete a disposizione Acerbi a 5, Di Lorenzo a 10, Di Marco a 10, Selic a 8, Buongiorno a 6, 40 milioni. Poi centrocampisti, ma avete a disposizione al costo di 10 McTominay, 5 Modric, 6 Paz e con qui al prezzo di 15-50 milioni. Invece in attacco avete a disposizione Berardi a 10, Oliund a 10, poi Lautaro a 10 e Mattia Zaccagni della Lazio a 19. Poi, come sapete, le regole sono le stesse. Chi segna il rigore nelle partite che vi siete andati a giocare, scusate, che tra poco vi elencherò, ne vi elencherò anche il risultato. Dovete, diciamo, azzeccare, tra virgolette, chi segna, chi non segna, poi chi pare il rigore, c'è chi pare, sì, pare il rigore e chi non lo para. Allora, la mia formazione è 2-1-1, Savic a porta, Di Lorenzo, buongiorno a difesa, McTominay 10, scusate, McTominay a centrocampo e Zaccagni in attacco. Le partite dove dovete indovinare il risultato sono le seguenti. Scusate, prima di dirvele, mi sono dimenticato di dirvi il capitano che sarà Zaccagni. Allora, sono tre partite, di cui una bonus. Le partite sono Roma-Napoli 0-2, poi Juve-Cagliari 1-0 e Pisa-Inter 1-2. La partita bonus che ho messo è Roma-Napoli e ricordo chi ha messo una partita bonus potrà, diciamo, se vince questa, diciamo, tra virgolette, questa giornata, ha un punto in più rispetto a mia. Poi, un'altra cosa che prima mi sono scordato di dirvi è che se il capitano della vostra squadra, ricordo di calcio a 5 che deve essere modulo a 5, o quindi o il 2-1-1 che ho messo io, 1-2-1 o 1-1-2, il capitano deve, diciamo, se fa gol,
invece di 3 punti ne fa 4. E se poi avete messo come capitano il portiere, invece di 3 punti che pari il rigore, oppure che non subisce gol, invece di 3 come punteggio 4. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale che è fondamentale, l'obiettivo sono i 150 iscritti e lasciate un bel like, ciao!